La Calabria, nonostante l'accelerazione degli ultimi giorni, è al penultimo posto della graduatoria delle vaccinazioni eseguite. Attualmente sono quasi 44.000 i vaccinati in regione. L'ordinanza del presidente facente funzioni ha generato confusione. Gli istituti scolastici costretti a modificare i loro piani, dirigenti disorientati. Riaprono bar e ristoranti, si rimette in moto l'economia, tra speranze e scetticismo. La casa di riposo Casa Serena di Cassano d'O Ionio sotto sorveglianza dopo i 2 decessi. L'ASP di Cosenza ha sottoposto a screening ospiti e personale. 1000 volatili stipati in un furgone diretto a Malta. La scoperta Guardia di Finanza di Reggio Calabria, denunciato un uomo di 68 anni. Buonasera dalla redazione del TG10, i vaccini in primo piano. L'Italia ha superato i 2 milioni di vaccinati, mentre la Calabria è ancora alle ultime posizioni nonostante l'accelerazione degli ultimi giorni. Siamo a circa 44.000 inoculazioni, peggio di noi soltanto la Liguria. Ieri notte sono arrivate le prime 2.100 dosi del vaccino Moderna che sono state smistate in 3 ospedali della regione. Anna Franchino. Scala una posizione in classifica la Calabria, al penultimo posto fra le regioni italiane nella graduatoria nazionale per somministrazione di dosi del vaccino anti-Covid, precedendo di poco la Liguria, che ha utilizzato il 67,5% delle dosi disponibili. 62.680 le dosi consegnate, mentre ad oggi sono state inoculate 42.968 dosi, che portano la percentuale alle nostre latitudini al 68,6%. Guardando le percentuali si evince subito che il vaccino è stato somministrato finora a 22.122 donne e 20.846 uomini, con un piccolo scarto fra i 2 sessi. I destinatari del farmaco appartenenti alle categorie individuate nella prima fase sono operatori sanitari e sociosanitari, personale non sanitario e ospiti della RSA. La fascia d'età maggiormente interessata è quella che va fra i 60 e i 69 anni, con 11.517 dosi, che supera di poco quella tra i 50 e i 59 anni, 11.490, prevalsa nella prima fase. Ci sono poi gli appartenenti alla fascia 40-49, 8.186, 30-39 6.570, 20-29 anni 2.479 dosi, 70-79 anni 1.463 dosi e 80-89 anni 773 dosi, mentre per gli oltre i novantenni sono 474. I vaccinati invece nella fascia d'età fra i 16 e i 19 anni sono 16. Intanto questa notte sono arrivate in Calabria anche le prime fiale di vaccino Moderna. La consegna è stata affidata al secondo reggimento aviazione dell'esercito Sirio di Lamezia, che ha il compito di scortare i mezzi del Corriere Espresso, accompagnando la spedizione verso le destinazioni individuate, e cioè i presidi ospedalieri di Castrovillari in provincia di Cosenza, Lamezia Terme e Melito Portosalvo. 2.100 le dosi di vaccino destinate nella prima fase alla Calabria, 700 per ciascun ospedale. E a proposito di vaccini interviene il responsabile regionale Antonio Belcastro, che ai nostri microfoni dice la settimana prossima inizieremo l'inoculazione dei vaccini per l'immunità degli over 80. Accelerare sulla questione vaccini, questa è la priorità per il responsabile dell'emergenza Covid della Regione Calabria, Antonio Belcastro, che entro questa prima settimana di febbraio spera di concludere la fase di richiamo del vaccino. Abbiamo idea di chiudere la prima fase della vaccinazione, quindi le categorie target, entro questa settimana. Se continuiamo così ci riusciremo. Non solo avremo vaccinato tutto il personale dei presidi pubblici e privati, ma anche tutti gli ospiti dell'RSA, che era il target che il governo, il Parlamento per la verità, ci aveva assegnato. Abbiamo anche nella videoconferenza della Stato-Regioni di sabato ci è stato consigliato di accantonare dal 30 al 35% delle dosi, perché c'è ancora incertezza sulle future consegne di Pfizer e di Moderna. Abbiamo anche l'incognita AstraZeneca, quindi credo che le aziende stiano partite in ritardo, un po' al rilento, abbiano recuperato e non solo, stiano facendo bene perché stiamo seguendo sono le indicazioni dateci dal Parlamento e dal Ministero.
Quindi noi proseguiremo così, accelereremo adesso fino al 5-7 di febbraio per chiudere il primo step della prima fase e da domani partirà l'organizzazione per le fasce degli ultra ottantenni, che era l'ultimo step della prima fase. Dunque poi si seguirà un cronoprogramma che prevede la priorità agli ultra ottantenni, ma tutto dipenderà dalle dosi di AstraZeneca in arrivo in Italia, perché il vaccino non è adatto alla fascia di età in esame. Si puntava su AstraZeneca perché è un vaccino più maneggevole. Si pensava ad una sola dose di somministrazione, ma soprattutto da poterlo fare somministrare in qualsiasi comune, in qualsiasi frazione, da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri e dei farmacisti. AIFA invece l'ha approvata con alcune raccomandazioni, la prima fra le quali è quella della fascia di età per la quale è indicato, cioè dai 18 ai 55 anni. Anche la Spagna aveva fatto la stessa cosa e la Germania lo ha invece ridotto, indicato per gli under 65. Questo ed è prevista anche una seconda dose fra la quarta e la 12ª settimana. Questa cosa ci impone di modificare le strategie, perché se questo vaccino non è raccomandato, non è indicato, vorrei chiarire una cosa: non è che è meno buono degli altri, perché altrimenti corriamo il rischio che si è fatto con i farmaci equivalenti. Li abbiamo chiamati generici e molte persone non li vogliono acquistare, non li vogliono somministrare. È un vaccino validissimo al pari degli altri due già approvati, Pfizer e Moderna, però per il campione sul quale è stato testato, gli studi clinici sono stati effettuati su una popolazione e la popolazione degli ultra 55 anni non era significativa, quindi il campione di persone che avevano più di 55 anni non è stato messo nelle condizioni di poter testare. 145.000 gli ultra ottantenni che saranno chiamati a questa, chiamiamola, terza fase, attraverso alcune linee guida che verranno stabilite nelle prossime ore. Allora, 145.000 secondo stime Istat, poi noi avevamo preparato già un modello per richiedere le adesioni in modo da sapere nei vari comuni quanti erano quelli che hanno aderito. Ripeto, domani abbiamo un incontro alla luce della riunione di stasera, della Stato-Regione di stasera. Il commissario Longo ha convocato tutti i commissari delle aziende sanitarie e domani alle 9:30 dovremmo riprogrammare insieme a loro, insieme al commissario Longo, questo calendario delle vaccinazioni per gli ultra ottantenni, che è la vera sfida, cioè quella di andare sul territorio e vaccinare la maggior parte di popolazione possibile. Perché è importante gli ultra ottantenni? Perché si è visto in altri stati in cui è stato fatto, come Israele per esempio, che è diminuita del 65% l'ospedalizzazione vaccinando gli ultra ottantenni, ma soprattutto diminuirà vaccinando gli ultra ottantenni e anche gli ultra settantenni successivamente dell'85% la mortalità. È stato anche il giorno del ritorno a scuola per i ragazzi delle superiori. A Catanzaro, Liceo Fermi, la preside dice: noi siamo disorientati dopo l'ordinanza regionale, chi governa deve ascoltare gli operatori della scuola. Ha il sapore di un nuovo inizio il primo giorno di scuola, il ritorno in classe per i ragazzi delle superiori. Al Fermi di Catanzaro si sono organizzati così. Siamo prima e quinta in presenza e seconda, terza e quarta in data. I ragazzi indossano la mascherina e riflettono sulla didattica a distanza. È abbastanza impegnativa, si riuscivano a capire bene le cose, però è bello ritornare in classe perché comunque c'è sempre quel rapporto professori-alunni che si può rafforzare a mano nei tempi. La DAD non mi piaceva molto, anche a livello di didattica e spiegazione dei professori. Anche in didattica a distanza si riusciva a tenere anche le amicizie della classe, quindi si poteva tenere il gruppo aperto. Abbiamo fatto poco di scuola e ci hanno subito chiuso in didattica a distanza, quindi per noi di primo, che è stato un anno per iniziare a socializzare, è stato un po' difficile, però
tutto sommato ce la siamo cavata. Ad essere disorientati dopo l'ultima ordinanza regionale sono i dirigenti scolastici. Venerdì sera abbiamo finito tardi per deliberare l'organizzazione sulla base del DPCM, venerdì sera, 29 gennaio. Il 30 gennaio le cose cambiano. Abbiamo deliberato di nuovo ieri. Io mi faccio una domanda. Vorrei gentilmente che chi parla di scuola a tutti i livelli coinvolgesse chi la scuola la conosce e la vive, chi conosce gli equilibri che regolano la scuola. Perché altrimenti io mi sento un Don Chisciotte contro i mulini al vento. E perché? Io sto lottando per cosa? Sto lavorando per cosa? Me lo volete spiegare? Ancora sulla scuola, vediamo come è andata a Cosenza. Tornano in classe anche se al 50% gli studenti delle scuole superiori. Dalle 8 di questa mattina le campanelle hanno dato il via agli ingressi in aula in Calabria come nel resto d'Italia. Un rientro che però non convince e lascia l'amaro in bocca, oltre che le aule quasi tutte vuote. Stamattina del 50% previsto per il rientro in presenza e il restante 50% rimanere in DAD. Si è rivelata purtroppo carente, nel senso che sono poche le classi che stanno rispettando il 50% in presenza. Su 47 classi saranno una decina, diciamo, che sono in presenza al 50%, il restante c'erano 1, 2, 3, 4 studenti per classe. Nel giro di una notte il calendario delle turnazioni è già saturo di richieste per assicurarsi la didattica a distanza. Alla luce del numero degli studenti che hanno chiesto di fare la DAD, rivedremo ulteriormente l'organizzazione scolastica dalla prossima settimana. Andiamo a vedere come i ragazzi che sono ritornati tra i banchi hanno reagito a questo suono della campanella. Entriamo. Preferisco piuttosto prendermi quella piccola libertà di avere un po' di socialità in questo periodo, avere la scuola, che è un luogo più sicuro rispetto ad altri, piuttosto che altrove. Tenere le mascherine per 5 ore al giorno di fila non è il massimo, ma è come dobbiamo fare. Ho scelto io di ritornare perché comunque la didattica a distanza impone proprio una certa distanza con la scuola stessa, quindi ho preferito ritornare proprio per sentirmi di nuovo a casa. Ma è la DID la soluzione? No. Almeno da quello che riportano i diretti interessati, chi ha scelto la didattica a distanza questa mattina è stato penalizzato da una linea ballerina. Quale difficoltà state riscontrando con la DAD? Alcuni luoghi a seguire è difficile, non va bene la connessione. Per la connessione, anche per il fatto che non riusciamo a vedere la prova, poi a volte sentiamo il tasso della classe, quindi non è molto... Intanto in redazione sono arrivate diverse email da docenti e genitori che lamentavano tutti il medesimo problema. La scuola in Calabria non è pronta per la DID. Aveva chiesto una soluzione del genere il preside, il dirigente del liceo classico Antonio Iaconianni. Sentiamo come è andata anche al Telesio, una bassa percentuale di presenze. Anche al liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza, dopo il provvedimento firmato dal presidente facente funzioni Spirlì, molte famiglie hanno preferito la didattica integrata online nell'ottica di una migliore gestione organizzativa ai tempi della pandemia. Abbiamo dato seguito a una indicazione del presidente e dovevamo entrare al 50%, quindi per quello che riguarda il liceo Telesio circa 550 persone. Abbiamo dato l'opportunità alle famiglie di lasciare a casa in didattica a distanza coloro i quali appunto ne ravvisassero la necessità, e così è stato. Ci siamo organizzati di domenica, ahimè sì, tutto un po' di corsa, ma riteniamo che questo è il nostro lavoro e siamo in emergenza sanitaria, se di emergenza si tratta non dobbiamo guardare se è sabato o domenica, dobbiamo dare risposte all'utenza, e la nostra utenza ha risposto lasciando a casa ancora 4/5 delle persone. Noi stamattina eravamo con circa 100 presenze, insomma, su un totale di 550 ammessi e un totale assoluto di 1100 studenti.
Ecco, questo il giudizio del dirigente Iaconianni e adesso tuffiamoci nella pagina relativa al Covid, cominciando dai dati ufficiali e dalla estrema sintesi del bollettino regionale. Soltanto un attimo. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 492.399 soggetti, più 1.889 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 32.942, più 195 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 56, Catanzaro 8, Crotone 0, Vibo Valentia 25, Reggio Calabria 106. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 276 nei reparti di malattie infettive e 21 nelle terapie intensive. 4 le vittime nelle ultime 24 ore, 596 in totale dall'inizio della pandemia. Sotto osservazione la casa di riposo Casa Serena di Cassano allo Ionio, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ci sono stati anche 2 decessi. L'ASP di Cosenza ha sottoposto a screening sia gli ospiti che il personale. Siamo proprio davanti Casa Serena, attualmente sono 26 gli ospiti ricoverati all'interno della struttura. Nelle ultime ore c'era stato questo allarme per la carenza di personale, ma a quanto pare un allarme che è rientrato. Noi siamo in compagnia del direttore sanitario Vincentina Marchesano che ci spiega qual è la situazione, perché tra l'altro, direttore, ci sono anche 6 o 7 operatori sanitari positivi al Covid che sono in isolamento domiciliare. Al momento la situazione clinica degli ospiti è sotto controllo. C'è la dottoressa Renne, che è il medico di modulo, che costantemente valuta la situazione clinica degli ospiti e applica le procedure previste. Ieri abbiamo avuto anche l'intervento del Dipartimento di Prevenzione con la presenza del dottor Mario Marino, che è il direttore del Dipartimento, e con il personale medico dell'USCA, che ha provveduto a valutare la situazione clinica di tutti gli ospiti e non hanno riscontrato criticità al momento. Certamente sono soggetti anziani con una positività al Covid, però la situazione clinica al momento è sotto controllo, non è stato riscontrata necessità di nessun ricovero al momento. Per quanto riguarda il personale, anche se è un personale adeguato per la struttura, per casa riposo e casa protetta, al momento, considerata l'esigenza la presenza del Covid, di questa emergenza sanitaria, il presidente, il dottor Golia, insieme al sindaco, hanno provveduto a fare un avviso pubblico per avere a disposizione altro personale. Abbiamo avuto la risposta soltanto di OS e di un infermiere. Speriamo adesso di poter implementare il personale già in struttura con personale medico e con personale infermieristico. Una situazione costantemente monitorata anche da parte dell'amministrazione comunale. Il sindaco le ha fatto questa richiesta, no? che viene proprio dalla struttura, dalla proprietà della struttura, perché in effetti c'è bisogno di medici per assistere queste persone anziane. Innanzitutto voglio dire che è una struttura pubblica retta da un consiglio di amministrazione nominato dal sindaco del comune di Cassano e nominato dalla regione Calabria. È una struttura di eccellenza perché offre un'assistenza qualificatissima agli anziani. Purtroppo il Covid si fa strada dappertutto ed ha interessato anche questa struttura. Ovviamente appena abbiamo appreso della vicenda ci siamo mobilitati. A dire il vero, noi abbiamo monitorato costantemente la struttura stessa, così come abbiamo monitorato tutte le strutture socioassistenziali che sono presenti sul territorio del comune di Cassano. Purtroppo, a seguito di un tampone antigenico sono risultati positivi 23 anziani su 33, successivamente al molecolare sono risultati positivi altri 7 anziani, di cui 3 sono stati ricoverati, purtroppo 2 sono deceduti. Di fronte a questa situazione, di fronte al fatto che sono risultati positivi anche alcuni operatori, alcuni dipendenti, ovviamente il presidente della struttura ha lanciato l'allarme facendo innanzitutto un bando per il reclutamento del personale e poi scrivendo a tutte le autorità istituzionali preposte, compreso il sindaco, e di fronte a questo allarme lanciato dal presidente giustamente io mi sono messo in contatto con la prefettura, che ringrazio, mi sono messo in contatto con il dottore
Mario Marino, con la stessa dottoressa Marchesano, per capire come stavano le cose, e diciamo, quell'appello che abbiamo lanciato ha dato i suoi frutti, se è vero come è vero che già nei giorni precedenti c'è stato lo pneumologo dell'USCA che ha visitato gli anziani, ha disposto il ricovero di 2 anziani. E nella giornata di ieri, domenica, nonostante fosse giornata festiva, è stato qui il dottore Marino insieme al dottore Milito, evocatore dell'USCA, hanno visitato tutti gli anziani, hanno trovato una situazione sotto controllo, di questo io sono fiero e felice. Noi vogliamo prevenire anziché poi curare. Uno screening selettivo a Morano, sono stati testati i soggetti a rischio e i contatti dei positivi. A Morano Calabro nel fine settimana si è provveduto a fare lo screening di tamponi antigenici a docenti e non alunni e personale comunale. Stiamo continuando con l'azione di prevenzione, di screening alla nostra popolazione. Naturalmente questo non è più il tempo di fare uno screening di massa, ma ci concentriamo sui casi relativi a contatti stretti, o quelli, per esempio qualche giorno fa abbiamo fatto anche uno screening dedicato proprio alla scuola con aver sottoposto al tampone antigenico sia il personale docente e non docente della scuola che anche i nostri bambini, per andare a fare una scuola sicura, aprire la scuola in maniera sicura. Dobbiamo, dice il primo cittadino, convivere con la pandemia ed è necessario assumere comportamenti responsabili, anche alla luce che da oggi siamo in zona gialla. Questo comporterà una maggiore apertura e quindi una maggiore circolazione di persone che io ritengo allo stato necessaria per far sì che il Covid non diventi solo un'emergenza sanitaria, ma sia anche un'emergenza sociale. E devo ringraziare anche i medici curanti, sempre disponibili alle sollecitazioni che arrivano dalla Casa Comunale, così come anche il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP. Questa è la questione a Morano e oggi è stato anche il giorno del ritorno con la zona gialla alla circolazione libera nella regione, la riapertura dei ristoranti seppur con il limite dell'orario delle ore 18 e ci sono naturalmente i ristoratori che hanno sì speranze ma anche scetticismo. La Calabria stamattina si è svegliata in zona gialla. La novità significativa riguarda bar e ristoranti esercenti fortemente provati dalla pandemia, che anche a Catanzaro provano a ripartire tra speranza e scetticismo. Ricominciamo, che Dio ce la mandi buona e speriamo che tutto si possa risolvere in fretta. Fino al 3 marzo vediamo di approfittarne e soprattutto di fare un buon lavoro mantenendo le distanze, mantenendo i sistemi di sicurezza e vediamo quello che succede. Sono molto amareggiato, non danno soldi, non danno niente. Lei non ha avuto ristori, nulla? 1.000 euro, lei mi deve dire cosa faccio con 1.000 euro. Ho 2 dipendenti in cassa integrazione che non prendono la cassa integrazione, un padre di famiglia che ha la stessa mia età, 57 anni, con 2 figli che non gli danno la cassa integrazione. Gli sto dando qualcosina per farlo venire a lavorare un'ora qua, per farlo mangiare. Ma chi ci viene? La gente non viene, nemmeno vengono a comprare le capsule e caffè in grane, perché gli hanno messo tutta questa situazione in testa che si ammalano. Il cambio di colore non è un liberi tutti, ha precisato in queste ore il ministro Speranza, ma per strada si respira un clima diverso. Continuerò a vivere come vivevo prima, non mi cambia niente. Andrò a qualche bar a consumare per aiutare un po' l'economia. È una cosa positiva per le scuole, per i bambini più che altro. Lei è contenta? Sì, almeno si comincia a respirare un po' di aria di libertà, si riprendono i ritmi di prima. Io consiglio anche ai ragazzi giovani che vedo in alcune zone dove brinda di stare molto attenti, perché prima ne usciamo e più liberi saremo. Guarda. Sostanzialmente cambia poco, perché sinceramente anche in periodo di zona rossa o arancione non ho visto tutti questi controlli in giro, quindi di fatto cambia poco sinceramente. Sta più al buon senso delle persone, più che zona gialla e zona rossa. La Giunta regionale, su proposta del Presidente, ha richiesto al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori della provincia di Cosenza colpiti dall'ondata di maltempo avvenuta tra il 19 e il 26 gennaio scorsi. Lo rende noto l'ufficio stampa della Giunta
e poi si spiega cosa è successo in quei giorni in diversi comuni con intense precipitazioni accompagnate da forti venti che hanno determinato danni ingenti ai servizi essenziali, alle infrastrutture pubbliche, alle attività produttive e alle abitazioni private. Adesso la cronaca con la storia dei 1000 volatili stipati in un furgone diretto a Malta. La scoperta è stata della Guardia di Finanza ed è stato denunciato un uomo di 68 anni. Ritrovano la libertà questi volatili di specie protette. Per loro, se non fosse intervenuta la Guardia di Finanza, il destino sarebbe stato atroce. Infatti gli uomini del comando provinciale di Reggio Calabria hanno sventato un traffico illecito al termine di un'attività finalizzata al controllo del territorio. In particolare durante un servizio antidroga nei pressi della stazione ferroviaria di Villa San Giovanni, i militari delle Fiamme Gialle, con l'ausilio di unità cinofile, hanno ispezionato un furgoncino con targa maltese. Sorpresa, 34 gabbiette erano state sistemate all'interno e contenevano oltre 1000 esemplari tra cardellini, verzellini, lucherini, fringuelli e verdoni. Fatta la scoperta è stato allertato il personale competente dell'azienda ospedaliera provinciale di Reggio Calabria. Un veterinario ha accertato il buono stato di salute di quasi tutti gli esemplari. Quelli che sono stati considerati in condizioni meno buone sono stati affidati ad una associazione animalista. Per gli esemplari sani ritrovare la libertà è stato un attimo, si sono lanciati in volo nei cieli di Villa. Per il conducente del furgone, un 68enne di nazionalità maltese, è scattata la denuncia per maltrattamenti di animali e detenzione di fauna protetta. All'uomo sono stati sequestrati anche 2.000 euro in contanti e il furgone con il quale trasportava gli esemplari. È terminata alle 20 la sessione del calciomercato invernale, movimenti per le squadre calabresi. È stato, secondo gli esperti, un mercato di prestiti con giocatori svincolati, ma pochi investimenti per il futuro. Leggiamo per quanto riguarda il Crotone l'arrivo dell'esterno Unas dal Napoli e la punta di Carmine dal Verona, che ha già fatto il suo esordio. Soltanto le ultime operazioni invece per le squadre di Serie B calabresi, con la Regina che si è assicurata il calciatore nigeriano proveniente dal Bologna Okwonko. Con lui è arrivato anche Kingsley, che nelle scorse stagioni ha militato in Perugia e Cremonese. Per quanto riguarda il Cosenza, dopo la firma di Jerry Bakogu, l'attaccante che ha effettuato dei test col Cosenza prima di firmare il contratto che lo lega fino a giugno con opzione per la prossima stagione con la squadra rossoblu, è arrivato questa mattina Georgios Antsoulas, un difensore greco. Questi sono gli ultimi movimenti delle squadre calabresi Serie A e B. Adesso vediamo il mercato, la borsa. Giornata positiva per le borse del vecchio continente, sostenute anche dal rimbalzo di Wall Street. Resta in primo piano la vicenda dei piccoli trader intenti a scommettere su alcuni asset contro i grandi fondi. Diversi analisti ritengono che la recente esplosione speculativa dei retail non farà deragliare il bull market. In Europa tiene banco la questione vaccini dopo le polemiche della scorsa settimana innescate dallo scontro fra UE e AstraZeneca, che nel frattempo ha annunciato la fornitura di 9 milioni di dosi aggiuntive nel primo trimestre dell'anno. Pfizer si è impegnata a consegnare fino a 75 milioni di dosi di vaccino in più all'UE nel secondo trimestre. Dall'agenda macro invece sono giunti i dati sull'attività manifatturiera, che nell'Eurozona hanno confermato un buon andamento all'inizio del 2021 e negli USA hanno addirittura registrato un record con il relativo indicatore a 59,2 punti a gennaio. Così il FTSE MIB e il CAC 40 di Parigi terminano in progresso dell'1,2%, in linea con il DAX di Francoforte a più 1,4%, il FTSE 100 di Londra a più 0,9%, l'Ibex 35 di Madrid a più 0,6%, oltreoceano avanzano il Dow Jones a più 0,6%, l'S&P 500 a più 1,2% e il Nasdaq a più 1,8%, mentre prosegue la stagione delle trimestrali, aspettando i conti dei colossi Alphabet e Amazon. Sul Forex l'euro-dollaro arretra a 1,208, mentre il dollaro-yen risale a 105. Tra le materie prime risalgono le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,5% a 55,8 dollari e il VTI a più 1,3% a 52,9 dollari. Sull'obbligazionario il BTP Bund si riduce a 113 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,62%.
Tornando a Piazza Affari, in vetta al FTSE MIB spicca Atlantia più 8,9%, che ha ricevuto una lettera del consorzio CDP Blackstone Macquarie in cui viene richiesta un'estensione dei termini per la presentazione di un'offerta finale per l'88% di Aspi entro la fine di febbraio. In evidenza anche Azimut a più 3,5%, mentre chiudono in calo Eni a meno 1,8% e Pirelli a meno 0,6%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insights. Diamo un'occhiata al meteo, vediamo. La nostra regione continua a essere interessata da una perturbazione atlantica che, convogliando correnti occidentali, concentrerà il suo maltempo tra oggi e domani sulla fascia tirrenica, in attesa di un deciso miglioramento da mercoledì. Domani al mattino piogge sparse sui versanti tirrenici e zone interne, nel pomeriggio invece le piogge si attenueranno sulla zona indicata in precedenza per interessare le aree interne dei versanti ionici. Temperature ancora stazionarie. Domani Mar Tirreno molto mosso, Mar Ionio quasi ovunque mosso, solo il Golfo di Taranto tra poco mosso e mosso. I venti dal pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali, moderati sullo Ionio e sull'Alto Tirreno, deboli altrove. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo alle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata.